Dare stabilità e ampliare le riforme di sostegno economico, pubblico e privato degli enti del terzo settore, assicurando la trasparenza, eliminando contraddizioni e ambiguità. Sono alcune delle proposte del governo per la riforma del terzo settore presentate il 13 maggio scorso dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha aperto una consultazione pubblica con i cittadini per costruire un nuovo welfare partecipativo. Nel documento si legge che il governo vuole conoscere le opinioni di chi, con altruismo, opera tutti i giorni nel terzo settore, così come tutti i cittadini sostenitori o utenti finali degli enti del non profit. È un incontro molto partecipato, sinceramente non aspettavamo tanta gente così, vuol dire che il tema è un tema molto sentito da parte delle associazioni di volontariato e da parte del terzo settore nel suo insieme. Quindi noi vogliamo che anche in Veneto si caratterizzi un terzo settore, soprattutto sul versante del non profit, per affermare quei valori della solidarietà, della giustizia e dell'equità, per aiutare le persone in difficoltà e le famiglie che oggi soprattutto sono in forte difficoltà per la crisi economica. L'Auser Veneto, in collaborazione con l'Auser Circolo 100 Passi di Mira, ha organizzato il convegno Mettere ordine nell'universo del non profit, un dibattito condiviso e particolarmente partecipato con la cittadinanza e relatori esperti, tra cui il sociologo Giovanni Moro, che sull'argomento ha scritto un libro dal titolo Contro il non profit. Sì, un libro che si intitola Contro il non profit, perché capisco che i cittadini ne vogliano sapere di più, perché in effetti non si capisce di che cosa stiamo parlando. In questa categoria enorme e magmatica vengono fatte rientrare cose che sono diversissime tra loro: le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, le parrocchie, i partiti, la Confindustria, i sindacati, le università non statali, le cliniche religiose, gli enti lirici e così via. E tutto questo, per merito solo di qualcuno, è coperto da un alone di benemerenza, come se tutti fossero di per sé buoni, altruisti e facessero il massimo dell'utilità sociale. Invece la situazione non è così, non solo perché c'è chi elude il fisco, imbroglia e usa questo status per farsi meglio gli affari propri, ma anche perché le attività che si fanno hanno un diverso valore sociale. Organizzare delle gite turistiche non ha lo stesso valore che fare l'assistenza domiciliare ai malati terminali, per esempio. Quindi bisogna ripensare, conoscere meglio, guardare alla realtà non con questa categoria di questo non qualcosa, non profit, ma guardarla in modo positivo e soprattutto come paese, come comunità, attribuire il massimo valore sociale alle attività. L'incontro mira ad individuare i bisogni comuni dei due settori, favorire la nascita di collaborazioni e sinergie tra imprese e realtà non profit, creare una cultura comune che favorisca uno sviluppo etico e costruisca un punto di incontro tra i due mondi. In questo senso la Regione sta concertando molto con gli attori e attraverso dei bandi che premiano i progetti migliori, i soggetti migliori rispetto alla qualità dimostrata. In questo modo cerchiamo quindi sui temi principali di avere una distribuzione su tutto il territorio regionale con una particolare attenzione agli ultimi, ossia quella fascia di popolazione che in maniera emergente sta denunciando il bisogno crescente nei termini di povertà. Una cosa è certa, che anche oggi vediamo che l'Italia è fatta in tanti modi. Prima il relatore Moro parlava delle case per ferie che nel centro e sud Italia non pagano l'IMU. Nella nostra regione tutte le case per ferie della riviera adriatica pagano l'IMU, quindi anche qui si innesca un meccanismo delle due Italie, delle due imprese, di due mondi sociali, e non è difficile far ordine in una cosa che ormai si è radicata in oltre 20-30 anni di storia.